Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questi i principali titoli della mattina. Affluenza in calo in Sicilia per le amministrative 2023. Alle 23 di ieri ha votato il 44,38% degli aventi diritto. Si vota anche oggi fino alle 15. Mostra il santino elettorale all'interno del seggio. Richiamato dal presidente, reagisce picchiandolo. Succede a Siracusa. Precari Covid in protesta sul tetto dell'ospedale Cervello a Palermo. Chiedono di mantenere il monte ore di lavoro precedente e la stabilizzazione delle loro posizioni lavorative. Viene condannato per maltrattamenti in famiglia, ma la moglie lo perdona. Lui continua a minacciarla di morte. Ancora violenza tra le mura di casa. Mister Bianco. Ambulanze, autobus e automobili imbottigliate all'ospedale San Marco di Catania. La denuncia dei residenti a New Sicilia: trovare una soluzione a caos e sicurezza. E con questo è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.